La fede si costruisce nella normalità della vita di famiglia. Durante l'incontro con i genitori nella Basilica dei Fieschi, il vescovo porta due esempi concreti: pregare insieme ai figli ed essere testimoni. Racconta l'episodio di un papà che, invece di sgridare il figlio che non voleva andare a messa, si è fermato ad ascoltarlo e a dirgli perché era importante per lui. Numerosi i genitori presenti alla catechesi. Toccante la testimonianza di una mamma che ha spiegato di essere tornata ad amare la Chiesa dopo un periodo di allontanamento e di vivere la vita di comunità non più come un'imposizione, ma come un desiderio del cuore. L'incontro domenicale dei genitori è ormai una consuetudine della parrocchia. Prima di messa si svolge un momento di condivisione con il parroco. Allo stesso modo i figli incontrano i catechisti nella chiesetta di San Salvatore il Vecchio. Nel tempo di Avvento abbiamo vissuto questo catechismo familiare, questa catechesi familiare, tutte le domeniche, le comunità dei figli, dei discepoli e i genitori invece insieme a me e gli altri con i catechisti. È stata una richiesta dei genitori di poter continuare con almeno una domenica al mese riunirsi. Abbiamo sentito che c'è questo bisogno, questa voglia, questa sete di comunità. La visita pastorale si è conclusa con la messa. Nell'omelia il vescovo, citando il Vangelo di Luca, ha ricordato l'invito di Gesù ad amare di un amore misericordioso, rifiutando la presunzione e l'ipocrisia. Parlando ai ragazzi, Monsignor Tanasini li ha esortati ad essere alberi buoni che producono frutti buoni, per essere sempre orientati al bene. Quindi Gesù ci guarda dentro, ci chiede di guardarci dentro, ci chiede di non apparire ma di essere davvero buoni. E allora anche la nostra bocca dirà quello che è bene. La nostra bocca sarà come la bocca del Padre che dà cose buone ai suoi figli.